21 persone arrestate tra Italia e Albania, accusate di essere responsabili di un giro d'affari di milioni di euro e di gestire 1 tonnellata di droga all'anno, e beni sequestrati anche all'estero per 10 milioni di euro. Dopo 4 anni di indagini, la Guardia di Finanza conclude l'operazione Enigma, nome che prende spunto dal codice criptato utilizzato dagli indagati, tutti albanesi tra i 30 e i 40 anni, per comunicare via SMS. Le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato 200 kg di eroina, 325 di marijuana e individuato 2 laboratori nelle province di Verona e Trento dove veniva raffinata la droga. Complessivamente monitorato 1 tonnellata di eroina all'anno trattato dall'organizzazione. La cosa che mi preme evidenziare dal punto di vista del successo dell'operazione sono i beni sequestrati addirittura all'estero in Albania, che in 4-5 anni di attività questa organizzazione giovane e agguerrita era riuscita ad accumulare per un valore prossimo ai 10 milioni di euro. La presunta organizzazione era strutturata in cellule, ognuna delle quali si occupava solo di una parte dell'attività criminale. Chi riceveva la droga proveniente dai Balcani, chi raccoglieva i contanti e li trasferiva subito in Albania dei doppi fondi delle auto, chi faceva da tramite con gli spacciatori che facevano base a Padova e Mestre. Nonostante la giovane età dei capi e degli associati, avevano posto in essere delle modalità di interagire assolutamente sicure, creando delle cellule distinte tra di loro per territorio e per competenze. Al vertice, secondo la Guardia di Finanza, 2 fratelli albanesi di 28 e 30 anni di Durazzo. I 2, dopo qualche anno in Italia, erano tornati in patria, da dove avrebbero gestito il traffico di droga, fondamentale la collaborazione con la polizia albanese. Forti difficoltà investigative, soprattutto per risalire agli organizzatori di questa associazione criminale, però la Guardia di Finanza è stata molto brava, è riuscita a farlo con un'attività meticolosa, difficile. Gli inquirenti sono riusciti a risalire, a sequestrare un complesso immobiliare di oltre 10.000 metri quadrati con albergo, ristorante e una villa di quasi 500 metri quadri a Durazzo. Ora, secondo l'accusa, rischiano una pena di oltre 20 anni di carcere.